Ciao Benedetta. Ciao Lucilla. Di cosa ti occupi all'interno del team di TEDx Vicenza? Io sono la founder e la curatrice di TEDx Vicenza. Mi occupo di coordinare tutto quello che sono i 24 volontari che lavorano e collaborano con questo evento. E ci puoi raccontare la tua esperienza in questi mesi nell'organizzare e nel curare TEDx Vicenza? Sì, allora io faccio parte della comunità TEDx ormai da un po' di anni e è nato un po' da me, un po' anche spinta da altre persone insomma, dell'organizzazione a portare il TEDx a Vicenza, che è la mia città natale, e insomma da ottobre del 2014 stiamo lavorando a questo evento che ormai insomma siamo curiosi di vedere cosa porterà. E qual è stato in questi mesi il momento più difficile secondo te? Beh, sicuramente all'inizio è stato trovare le persone giuste per questo progetto. Sembra una banalità, ma tante persone, insomma, non conoscono TED, non conoscono TEDx e quindi intanto iniziare a trovare quelle che pensavo fossero le persone più adatte a questo tipo di esperienza, che avessero sia la voglia e la passione, ma anche insomma il tempo per dedicare a questo progetto, perché quando anche le persone capiscono insomma l'importanza di questo progetto, non è detto che poi abbiano anche solo il tempo di dedicarsi. Noi siamo un gruppo insomma di persone che lo fanno in modo completamente volontario e quindi insomma si sacrificano tante cose del tempo libero, la famiglia, gli amici, gli affetti per poter portare questo risultato e costa fatica, è una grande responsabilità, ma speriamo anche un buon risultato. Com'è stato affrontare questa esperienza come coordinatrice, come founder in Cureto? Sì, sono tante responsabilità, perché comunque noi siamo divisi in team per competenze o anche per persone che magari hanno dimostrato un certo insomma, attitudine o anche voglia di comunque mettersi in gioco, imparare cose nuove. Bisogna anche saper dare gli spazi a chi dice guarda, ho bisogno di una pausa, ci sentiamo la settimana prossima. Insomma. Quindi porti a casa un'esperienza anche tu grande? Assolutamente, sì, io non organizzo eventi di professione, quindi insomma mi sono appoggiata anche all'interno del team a persone che comunque hanno anche una certa esperienza e sicuramente io ho imparato tantissimo e quindi io diciamo magari ho in testa delle idee anche un po' pazzerelle e mi fa piacere confrontarmi con persone che altrimenti non avrei l'occasione professionalmente di collaborare e quindi è un arricchimento assolutamente, spero che lo sia per tutti insomma. Grazie.